La processione con il simulacro del santo, trasportato su un carro trainato da un gioco di bui, ha chiuso ieri sera a Nuoro i festeggiamenti in onore di Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori. E proprio il rione di Seuna a Nuoro, tradizionalmente abitato da Sommassaios, è stato l'epicentro dei festeggiamenti in onore del santo. Il ricco programma di appuntamenti civili e religiosi è stato messo a punto dal priore Salvatore Cadinu, affiancato dal comitato organizzatore e dai priori che lo hanno preceduto da quando, 6 anni fa, è stata reintrodotta la festa. Eventi che hanno animato per 2 giorni il rione che si raccoglie attorno all'antico santuario di Nostra Signora delle Grazie. La liturgia in onore di Sant'Isidoro ha preso il via ieri mattina con la Santa Messa, nel corso della quale è stato benedetto il nuovo stendardo di Sant'Isidoro. Una liturgia molto sentita a cui hanno preso parte tanti devoti provenienti da tutta la città. Un ritorno ad una fede genuina che nei tempi passati, specie in epoca in cui l'andamento dei raccolti era vitale per la sopravvivenza delle famiglie, rappresentava un momento di grande importanza per la comunità e ci si rivolgeva a Sant'Isidoro per chiedere la protezione di agricoltori, raccolti e animali. Nel pomeriggio invece le vie del rione sono state attraversate dalla processione che, come vuole la tradizione, ha visto la statua lignea di Sant'Isidoro trasportata su un carro trainato da buoi. Il corteo religioso, con lo stendardo sorretto da 2 donne in costume, è stato preceduto dal rito dell'allestimento del carro, che è stato addobbato per l'occasione con fiori campestri. Poi la processione con la statua di Sant'Isidoro ha proceduto con passo lento e cadenzato dai canti sacri e dalle preghiere lungo le strade del centro storico. Una liturgia che ha chiuso i festeggiamenti religiosi confermando la grande devozione dei nuresi verso il patrono degli agricoltori.